Ciao a tutti, siamo Manuele e Francesco e benvenuti in X vs Y, tutto quello che non sapevate di voler sapere sulla scienza della riproduzione. Sapevate per esempio che alcuni scorpioni sembra che droghino la femmina per potersi accoppiare più facilmente? Davvero? Sì, però questa è ancora una teoria, ma ne parleremo. Tra poco in X vs Y, ciao! Alle volte delle femmine cercano anche dei vantaggi immediati da un corteggiatore e capita per esempio che si cerchi la protezione. Questo lo dicono molto spesso anche le donne, no? Cerchiamo dall'uomo il senso di protezione. Accade a tutti gli effetti in alcune specie di babbuini dove si è visto che dei maschi diventano amici particolari con una particolare babbuina femmina, diciamo aiutano e la difendono dall'aggressione degli altri maschi e difendono anche i suoi piccoli, non solo lei. Che vantaggio ha poi questo babbuino maschio? Beh, probabilmente al successivo periodo riproduttivo avrà più probabilità di riprodursi con la femmina amica. È un po' il fascino della divisa? Il fashion della divisa, il fashion del bodyguard, sì, potrebbe essere proprio una cosa del genere. Non solo nei babbuini, succede anche in alcuni insetti, per esempio il grillo campestre, quello proprio dei nostri prati, è un gran cavaliere, lo sapevi? Lui praticamente quando trova la sua compagna e si riproduce con lei, rimane un po' nei paraggi. Si pensava fosse per assicurarsi che non ci fossero altri maschi pretendenti che poi andavano a accoppiarsi con la sua femmina, ma in realtà si è visto che è un sistema per aiutare la femmina a proteggersi dai predatori. Intanto perché è più facile avvistare un predatore e poi nel momento in cui si avvista il predatore, questo grillo maschio lascia sempre entrare nella tana prima la femmina e poi lui, quindi lasciandosi un attimo scoperto e possibile preda per garantire la salvezza della sua compagna. Parlando di protezione, effettivamente alle volte anche il maschio deve essere protetto da una femmina che potrebbe vederlo come un buon bocconcino. In alcuni ragni, che ovviamente tessono la tela per catturare le prede, il momento dell'accoppiamento per un maschio può essere qualcosa di un po' pericoloso. Quindi i maschi hanno trovato delle strategie per farsi riconoscere dalla femmina e impedire che questa li divori. E come fanno? Pizzicano la tela di ragno con una vibrazione particolare. La femmina riesce a riconoscere questa vibrazione come quella emessa dal suo maschio e diminuisce la sua aggressività, non solo nei confronti del maschio tra l'altro, ma anche nei confronti di potenziali prede che in quel momento vengono intrappolate, e quindi è come se rilassasse un po' questa femmina di ragno che accetta di essere avvicinata. Il maschio in questo caso si accoppia e poi fugge via di corsa. Nei ragni è particolarmente pericoloso, come dicevamo, l'accoppiamento, anche perché generalmente c'è un bel dimorfismo sessuale, no? In tutti i ragni il maschio è più piccolo delle femmine, ma in alcune specie, in particolare tipo gli aranedi, che sono i comuni ragni che fanno la ragnatela fuori, tipo le argiope fasciata o il ragno crociato che vivono anche da noi, si hanno dei maschi molto piccoli, a volte possono essere centinaia di volte più piccoli della femmina, e una delle teorie è che serva proprio per essere così piccolo da non essere neanche considerato un buon pasto. Un buon pasto, Sì. tipo un'oliva, vabbè, io per un'oliva non è che poi faccio tanto lavoro per cosa. In molte specie di scorpioni è stato osservato il fenomeno del cannibalismo dopo l'accoppiamento, almeno in una specie durante la danza, perché gli scorpioni fanno una danza un po' particolare, un rituale, sembra quasi che il maschio punga la femmina. Perché? Non è stato confermato che la punga davvero, però se fosse, dato che è stato anche scoperto che gli scorpioni hanno due tipi almeno di veleno, no? Uno più leggero e uno invece più letale. Quello più leggero è uno che fa molto male ed è usato per difesa, quello letale viene usato per uccidere le prede. Una teoria dice che il maschio con la femmina in quel caso utilizza una piccola dose del veleno non letale per sedarla in modo che lei non lo cannibalizzi dopo l'accoppiamento. La narcosizza praticamente. La droga perché sennò
non sa che cosa potrebbe succedere. Bisogna anche dire che, per quanto ne sappiamo, gli scorpioni sono immuni al proprio veleno, quindi insomma è una cosa che poi va verificata. Speriamo di sentire questa storia con qualche dettaglio di più. Un altro sistema per farsi conquistare è quello di portare dei regali, no? Questo accade ovviamente anche in noi umani, tutti lo sanno, ma in natura è molto molto diffuso. I doni nuziali sono dei regali che possono essere di tipo alimentare, possono essere anche dei regali simbolici, oppure addirittura bei nidi oppure belle case, bei territori per insomma farsi accettare dalla femmina. Per esempio le balie nere sono degli uccelli che sono presenti anche qui in Europa. Il maschio ha un bel colore bianco e nero, quindi ha anche un bel canto, tutte cose molto interessanti per una femmina, ma poi si è visto che la cosa che alle balie nere femmine interessa di più è capire dove loro hanno il loro territorio e quindi dove costruiranno il nido e se è in una posizione adatta per avere un bel rifornimento alimentare. Quindi in questo caso non conta tanto l'aspetto, ma conta proprio i possedimenti. Tra gli umani questo è ampiamente documentato e dimostrato, nel senso che c'è qualche tipologia di donna, forse o anche di uomo, chi lo sa, che è attenta anche a questo tipo di... Ma sai, voglio dire, il fenomeno della Ferrari è un fenomeno che ormai si sa, perché avere una Ferrari rossa per correre... Beh, ci sono altre possibilità però per sedurre un po' meno dispendiose, che per esempio portare fuori a cena una donna, no? O farsi prestare la Ferrari e mentire spudoratamente e dire che è tua. No, ti dicevo portare fuori a cena perché effettivamente anche negli animali ci sono casi in cui i maschi danno un dono nuziale di tipo alimentare, vero? Ah, certo. La mosca scorpione, Panorpa, il maschio cattura una preda e la offre alla femmina. Oltretutto la durata dell'accoppiamento è proporzionale alle dimensioni dell'insetto che viene donato, no? Okay. È come per dire, ok, quanto pesa? Ok, dai, 10 minuti. Se pesava il doppio, magari erano 20. Quindi più grande la preda, quindi più cibo il maschio dà alla femmina di Panorpa, più a lungo durerà l'accoppiamento. E quindi probabilmente più facilmente verranno fecondate uova e il padre sarà padre di più piccoli, chissà. Chiaro, e rimane l'abilità, perché catturare un insetto, una preda più grande, alla fine è indice di una maggiore abilità nella predazione. Certo. Beh, anche in animali molto più vicini a noi come gli scimpanzé si è visto che esiste il dono nuziale alimentare e gli scimpanzé maschi cacciano attivamente anche prede, altre scimmie per esempio, e la caccia è qualcosa di molto importante perché la preda poi catturata rimane di proprietà di chi l'ha catturata, indipendentemente dal rango sociale che questi maschi hanno. Quindi anche se sei un maschio alfa, se non l'hai catturata tu, nessuno ti darà la carne. Questo è una bella merce di scambio anche quindi per i maschi che non sono alti nel livello gerarchico, che possono utilizzare la carne le prede catturate per distribuire carne alle femmine. Si è visto poi che a loro volta le femmine saranno più predisposte ad accettare le avance di un maschio che gli ha donato la carne piuttosto che uno che invece si è tenuta tutta per sé. È abbastanza facile capire perché il cibo è diventato anche simbolicamente un mezzo per il corteggiamento o comunque per comunicare o comunque rendere una femmina più disposta a un accoppiamento, perché il cibo è una delle risorse, è una risorsa primaria, quindi se hai cibo vuol dire che sei già a buon punto. Mi è venuta in mente una cosa che ho sentito tanti anni fa, che ci sono dei ragni che danno come dono alla femmina un involucro di seta con all'interno dove dovrebbe esserci una preda, ma ogni tanto è vuoto. Veramente? Sì. Terribili. Però ora che la femmina ha aperto e ha scoperto che è un pacco, alla fine il maschio si è già accoppiato. Quindi, no, non voleva essere un suggerimento per qualcuno, no? Nel senso che se non potete permettervi un dono adeguato, fate un bel pacchetto che ci si mette tanto ad aprirlo, ok? Che sembri qualcosa di costoso, poi quando verrà aperto
dalla femmina che scoprirà che dentro non c'è nulla di valore, Avete fatto solo una pessima figura. o magari avete avuto tempo di Addirittura. assicurarvi una discendenza, io non so, sai, Chissà. i maschi si tratta Comunque non descriviamo le femmine come così venali, perché in realtà poi ovviamente non è così, no? No, non è così, è che tutte le femmine vogliono dire questo, ma la scienza, l'evoluzione ci insegna che se una strategia Funziona. esiste, vuol dire che c'è stata una forte pressione selettiva, in questo caso una pressione di selezione sessuale, e quindi voi avete prediletto le Ferrari, avete prediletto le carte di credito, i doni. Ma anche il cervello, tu lo sai che c'è una forte Finalmente, attrazione da finalmente. parte delle femmine umane e non solo umane Questo per le spiega doti, molte cose, sì, certo. per le doti cognitive dei partner, quindi avere un buon cervello, inteso di essere molto abili nel saper rispondere ai cambiamenti ambientali, scegliere strategie giuste al momento giusto, è qualcosa che viene selezionato positivamente sia dalle femmine umane ma da tanti altri animali. Per esempio negli scimpanzé è stato documentato anche da un lavoro di Jane Goodall su alcuni scimpanzé di Gombe, dove hanno visto che un maschio particolarmente abile nel relazionarsi con i propri simili e le femmine era riuscito a raggiungere un livello gerarchico molto alto, quindi a diventare un maschio alfa, pur non avendo le doti fisiche particolarmente importanti o non essendo particolarmente, diciamo così, capace in qualcosa di specifico, ma era in grado di saper trovare la soluzione migliore, quindi dimostrava di avere una certa flessibilità e abilità cognitive. Mi è venuta in mente una cosa riguardo questo. Che cosa è che quasi tutte le donne cercano in un maschio, specialmente durante le prime fasi, quindi nel corteggiamento? Che l'uomo faccia ridere? Esatto. L'uomo deve far ridere, no? Ovviamente non sempre. Allora, la domanda, in effetti noi maschi che facciamo una fatica bestiale per essere simpatici, cioè veramente facciamo corsi online, prendiamo dei farmaci che ci rendono più simpatici. Scusate, sto scherzando, non andate in farmacia che cercare le pastiglie per essere più simpatici. Come mai le donne cercano questa qualità nell'uomo? Perché? È un indice di intelligenza. Chiaro, far ridere è indice di intelligenza. Avevamo letto anche un articolo, se non sbaglio, sul black humor, no? Sì, quello è stato dimostrato che le persone che apprezzano il black humor hanno di media 10 punti di quoziente intellettivo in più. Quindi non ho letto tutto l'articolo, era un articolo scientifico, però vabbè, questi articoli poi bisogna sempre prendere un po' con le certo, pinze. comunque avere delle capacità di così argomentare, di essere simpatici, sicuramente sono un indice di intelligenza, penso, insomma, senza dover andare a cercare gli articoli specifici, no? Grazie per averci seguito, ci vediamo la prossima volta e vi ricordo che in coda ci sono sempre i riferimenti bibliografici qualora voleste approfondire gli argomenti che abbiamo trattato. Ciao! Ciao. Ah, ecco perché si chiamano tetraonidi. Questa cosa non si può dire. Esatto, la taglieremo. No, Nel senso che sarà anche vero, ma non lo possiamo dire. ma non hai detto questa cosa. Sì, è proprio così. Però così fa ridere, va benissimo, tanto lo tagliamo, non è vero, la metteremo. Allora, Forse non devo dirlo così. non ho capito. Infatti adesso lo diciamo. Ok, vai. I tetraonidi ci siamo dimenticati da mettere prima dei pesci. No, i tetraonidi vanno prima dei pentaonidi. Un fenomeno assolutamente da menzionare per quanto riguarda... Sì, grazie. Adesso sono io, sì. Ah, non parlavi di quello. No. Un fenomeno... Com'era? Abbiamo dimenticato, non è un'espressione... Ci siamo dimenticati di salutare. Non è che ci rimangono male, eh? No. No, magari...